Buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto, benvenuta alla Family Flots. Devo dire che gli incontri con gli attori sono sempre importanti, ci sono molto piaciuti in questa stagione. Ma quello di oggi è assolutamente incredibile, perché finalmente vediamo in faccia e sentiamo parlare degli attori che non vediamo mai perché hanno la maschera e che non sentiamo mai parlare. Per cui questo sarà uno spettacolo teatrale ulteriore cui avete il privilegio di assistere. Io devo dire, ho visto molti loro spettacoli e mi commuovo ogni volta. Io non so come riescano con questo, come dire, viso fisso ad esprimere con i movimenti, perché praticamente sono quelli, perché non c'è espressione di viso, non c'è parola, ad esprimere situazioni, sentimenti, come dire, realtà che li circondano. Sono incredibili. E poi quando ho saputo che non so quanti siano, 15-20 personaggi e loro sono 3, sono rimasta sbalordita. Cioè è una cosa incredibile, perché vuol dire avere una capacità mimica, una capacità attoriale incredibile. Quindi grazie tanto per questo teatro molto particolare che fate e grazie molto per essere al nostro Ateneo Veneto a Venezia. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, grazie a lei Presidente, grazie a tutto l'Ateneo Veneto che ci ospita anche oggi in questa meravigliosa sala. Family Flutz, compagnia tedesca internazionale all'attivo da circa metà degli anni 90, portano i loro spettacoli in tutto il mondo e sono a Venezia con feste. L'avete già visto? Qualcuno non l'ha ancora visto? Chi l'ha visto sulla mano? Ok, bene, quindi cerchiamo un attimo di prendere la misura. E comunque avete la possibilità di vederlo questa sera alle 7 al Teatro Goldoni oppure domani alle 16. Allora, presento questo trio, abbiamo Andres Angulo, Thomas von Oferker. Oh, yes, perfect. Perfectly? Yes. And Johannes Stupenfol. Is correct? Perfetto. Perfetto. Yeah. Cioè, ho passato una notte intera a capire come si pronunciano, quindi questa è già una vittoria. Allora, comunque, cerchiamo già di entrare nel vivo dello spettacolo. La sfida di questo incontro col pubblico è dare parola a uno spettacolo che è senza parole, ma pur essendo senza parole riesce comunque a esprimere un linguaggio. E lo fa in una modalità che Family Flutz forse è unica al mondo. E quindi vi vorrei chiedere come funziona il linguaggio di Family Flutz, attraverso quali arti performative avete sviluppato un linguaggio che compensa la mancanza di parole. Buonasera, grazie. Io parlo un po' italiano, allora proverò così in italiano. Grazie per l'invitazione, noi siamo tanti felici di essere a Venezia. E allora, sul lavoro, noi veniamo quasi tutti del teatro del corpo, teatro fisico, abbiamo fatto tanto della danza, anche della pantomima, mimo classico, e quello è il linguaggio di base, no? Il corpo. Ogni come si dice? Movimento? Sì. Ogni movimento in scena ha una significazione e il pubblico leggerà questa cosa. Se io mi metto così, gli sto dando la spalla a lui, allora questo ha già una relazione, no? Per me loro magari può essere molto importante, loro, non lui, no? Si sono così, è diverso, no? Si sono così, vedete una differenza nel mio corpo, no? La relazione con gli altri. E questo che cerchiamo nella compagnia, di trovare il gesto giusto per raccontare cosa vogliamo raccontare, no? Come possiamo raccontare che una relazione di amici, di una coppia o magari il padre e la figlia, no? Di trovare veramente il gesto giusto per raccontare una storia.
E questa è un po' la caratteristica di tutti gli spettacoli di Family Flutes, e ricordo anche che sono già venuti al Goldoni circa una quindicina di anni fa, per chi se li ricorda. Però vorrei entrare più nella trama di questo, cioè più nella costruzione di questo spettacolo, che insomma feste, ma non è la festa, è la vera protagonista, perché i veri protagonisti sono chi sta dietro le quinte, i lavoratori. E quindi mi ha affascinato questo aspetto di dire rendiamo protagonisti chi di solito sta dietro le quinte, e c'è anche una componente di rivalsa sociale in questa scelta, e dall'altro lato c'è molto affascinante l'aspetto dello sguardo introspettivo, cioè la vostra capacità di riuscire a dare una personalità ai vostri personaggi superando la barriera della maschera. A loro interessava giocare con le varie gerarchie che sono ovviamente ancora presenti nel mondo reale, e questi vari livelli sono anche percepibili dalle differenti fattezze delle maschere, vedrete o lo ha già visto chi ha visto lo spettacolo. Gli interessava riuscire a mostrare un luogo che solitamente non si vede nel momento in cui si parla magari appunto di una festa di matrimonio, ma che in fondo è il luogo dove succede tutto, dove si costruisce la festa che poi va in scena, dove c'è la spazzatura che si accumula, dove ci sono i passaggi dei bicchieri di champagne, e in fondo è dove c'è davvero la vita, quel giardinetto dietro la sala principale. E invece per quanto riguarda l'aspetto proprio psicologico dei personaggi, c'è questa vostra capacità di andare oltre la maschera per rivelare qualcosa che c'è nel profondo di ogni vostro personaggio? Allora, loro partono come processo ciascuno sceglie e crea il personaggio che vuole interpretare, perché siccome andranno a interpretarlo numerosissime volte, vogliono trovare un po' di divertimento, di piacere nel lavoro. E una volta che hanno creato, diciamo, gli archetipi dei personaggi, decidono che lavoro, che ruolo dare, e a quel punto si creano anche le varie relazioni tra i personaggi, perché se un personaggio è il manager, a quel punto avrà le relazioni con gli altri, quindi tutto nasce proprio dal piacere di creare qualcuno che vuoi interpretare numerose volte. Questo della psicologia, non abbiamo, penso io, come si dice questo? Sì, non lavoriamo tanto la psicologia del personaggio. Per noi è un po' il movimento, la relazione entre le due, come danno le cose, come si muovono. Questo mostra chi è questa persona, no? Mostra le relazioni che abbiamo. Allora tutto va nel movimento. Come viene qualcuno a sedersi qui, o come dico hola, come dico ciao, no? Tutto questo movimento racconteranno chi è questa persona, no? Per noi un carattere, come si chiama? Un personaggio è cosa fai e come fai questa cosa che fai. Sì? Quindi sì, no? Bevere acqua. Come beve acqua questo personaggio? È la sua acqua? Gli piace l'acqua? No? Qui vedremo tutto quello, no? Se è qualcuno che è ubriaco, magari prenderà il bicchiere di una maniera diversa. Stai dando acqua? No? Magari non beve, no? In questo, come mi muovono con questo oggetto, raccontano tanto della persona, no? E questa è una cosa che si vede veramente in strada, no? Si vede tutto il tempo, non è una cosa che abbiamo trovato noi, è così nella vita. Magari siamo in strada e vediamo qualcuno, guarda come fai quello, questa persona deve essere così, no? Si vede. E in questo aspetto della la storia che si crea nella relazione tra i personaggi, ci sono due personaggi che sono un po' il fulcro di tutto quello che succede, ed è la sposa, che si interfaccia con la ragazza vagabonda incinta, e loro hanno proprio un rapporto viscerale ai fini della storia. Vi vorrei chiedere, vi va di dar voce e parole a questo rapporto che resta muto?
che però entrambi hanno un comportamento che rivela molto di questo spettacolo. Il metodo che loro hanno anche per creare la storia è attraverso l'improvvisazione, quindi sapendo quali erano i temi che volevano andare a sviluppare, quindi come abbiamo detto, le relazioni sociali e la diversa gerarchia sociale. Da quel punto lì hanno sviluppato attraverso l'improvvisazione la storia e hanno deciso di voler mettere a confronto i due personaggi. Per chi non ha ancora visto lo spettacolo lo scoprirete, che sono probabilmente agli antipodi, cioè la sposa che è protagonista di questa festa con il padre abbiente e la ragazza senza tetto incinta che vagando arriva nel retro del luogo dove c'è il matrimonio, la festa di matrimonio. E in questa maniera loro, dalla relazione, chiaramente senza parole, di questi due personaggi, volevano raccontare che in fondo anche due persone così distanti come percorso di vita vogliono le stesse cose, tutti vogliono essere felici, tutti vogliono trovare fortuna e a trovare delle connessioni con gli altri esseri umani. Facendo una domanda un po' più leggera, okay, c'è giusto per ridere. Cioè, voi con questa mole di personaggi incredibili che vi trovate ad interpretare ogni sera, quanto ci mettete a cambiare costume da una scena all'altra? Dipende, chiaramente, da personaggio a personaggio. Ci sono volte in cui bastano 2 secondi, a volte bastano 40. Mi hanno detto che non si cronometrano, però c'è una storia, ci sono delle occasioni divertenti in cui tra una scena e l'altra durante le prove c'è necessità di un cambio di personaggio e magari uno di loro ci mette più tempo di quello che era previsto e quindi le persone che sono ancora sul palco devono improvvisare, allungare la scena e ci sono occasioni in cui questo torna molto utile perché si sviluppano delle cose in più che poi restano dentro lo spettacolo, quindi è come si suol dire, un'occasione ben spesa. Se vedete che c'è soltanto un personaggio sulla scena, sappiate che invece dietro le quinte tutti si stanno aiutando a cambiarsi. C'è stata un'occasione dopo che avevano debuttato, quindi insomma lo spettacolo era pronto, che una persona dietro il palco si è cambiato ma ha indossato il costume sbagliato, quello di qualcun altro. Perché abbiamo cambiato una scena questa sera. Io credo di aver capito chi è stata la persona, si è rivelata in questo momento e quindi ha dovuto ricambiarsi nel costume originale che doveva indossare e questo ha creato un momento di vuoto sul palco. E di panico. E di panico. Perché noi sappiamo che sono 2 qui che si cambiano e l'altro va in scena, o 2 che sono in scena e si cambiano. Voi lo sapete? Sì. Lo spettatore no? Lo spettatore no, ma per noi. E allora sono andato dietro la quinta, mi cambiano, e sono presto a entrare in scena e vedo che entrano le 2 e dico oh no! E tu mi guardiamo così con gli occhi così, cosa facciamo? E corro a cambiarmi ancora una volta. Ieri sera ha avuto un momento in cui si è domandato se avesse addosso la maschera corretta, ha fatto un controllino rapido e era tutto a posto. E invece vi è mai capitato di entrare in scena con la maschera sbagliata? No. Quandras, mi sa che ti stanno accusando di qualcosa. Non aveva proprio la maschera, era un altro spettacolo, erano in Cina e a un certo punto doveva fare un momento in cui usciva e si è coperto il viso. Sì, questo mi è arrivato 2 volte, di mettere la maschera sbagliata. La prima volta un buio in scena e io tutte le mie cose, tutte le mie maschere sono organizzate. Allora io sto cambiando e prendo questa maschera e il buio è arrivato, io sapevo che era questa maschera, vado in scena e dopo sento che non va bene, dove è i capelli di questa ragazza? Non lo sento, magari se dentro e provo, non trovo, dico cosa? È un po' strana questa maschera. Allora ho fatto tutta la scena, io non lo sapevo ancora, e vado indietro, finisciamo lo spettacolo e viene le 2. Cosa stavo facendo? Perché non ha preso questa maschera?
È stato difficile perché si è dovuto molto concentrare per non ridere, perché era un momento dove non era appropriato ridere, a parte il fatto che loro non parlano in tutto lo spettacolo, quindi non si poteva comunque ridere. But tonight everything will go perfect. Era un momento romantico, dovevano guardarsi negli occhi e lui si è dovuto trattenere tantissimo per... Penso che sono due come si chiama questo? Due recitazioni dopo. Le recitazioni dopo sono in scena e viene Thomas con una maschera sbagliata. E io penso dentro la maschera, divertente, mi stai facendo un scherzo perché io mi sono sbagliato di maschera. Dico, no! Sicuro che non mi fa un scherzo. L'ho tornato e dico, maschera non è la buona maschera, non è la buona maschera, vai via! E invece, sempre rimanendo sulle maschere, un'altra cosa che mi affascinava è capire come costruite queste maschere. Siete voi che con le vostre mani le realizzate oppure lo fate con, insomma, immagino ci sia anche un lavoro con i registi che mi sono scordato di dire sono Michel Vogel e Björn Lise, giusto per ricordarli. Quindi ecco, come costruite queste maschere che poi portate in scena? There is the artistic leaders, Michel Vogel or Hayo Schuler. They make the mask themselves. I capi artistici, non ripeterò i nomi per il bene di tutti noi. Michel Vogel and Hayo Schuler. Realizzano le maschere di persona. Cartapesta. Cartapesta. So, yeah. So during the process, we work without the masks most of the time. Some yes, but most of the time without masks. Durante le prove loro provano senza le maschere. And then at this moment, Hayo Schuler was watching. Ok. E Hayo Schuler li guarda mentre provano. And he said like, I think I have something like this character could work. And so he goes to the atelier, he make the mask, and say like, try this. E quindi realizza il concept per come deve essere la maschera, guardando loro, guardando come si sta sviluppando lo spettacolo, torna in atelier e si mette al lavoro. And sometimes it works perfectly, and sometimes not. And then that mask is going to another character. A volte c'è un'assonanza perfetta e la maschera funziona, a volte invece la maschera poi viene data a un altro personaggio perché non funziona col racconto. And about how it is made, it is first he made it with clay on top of a face, so you have the positive. Per come è proprio realizzata tecnicamente, fa un calco sul loro viso con la creta. Then you put plaster and other stuff, but plaster, and then you put it around. Poi fa il calco in gesso del loro viso. Del calco della maschera, non di nostro viso. Si fa prima in argilla la maschera. Allora fa in argilla la maschera. Sì, in argilla. Questo è e poi ovviamente il processo con lo stampo e il positivo in gesso è direttamente sulla maschera. Pensavo che costruisse proprio sulle vostre... Anche, ma per fare un po'... per accorciare i tempi. Un po' il processo, no? Si fa prima la forma della maschera in argilla, in creta? Clay, argilla. Clay. E dopo facciamo il negativo in gesso, e dopo prendiamo il negativo e cominciamo a fare la cartapesta sul negativo. Così ha esattamente la stessa forma che abbiamo fatto nel positivo. Sì. Yeah, it's the same technique as Satori, is like everybody. Ecco, quindi, visto che abbiamo citato le maschere veneziane, Amleto e Donato Sartori, volevo farvi una domanda di storia del teatro, non troppo difficile. You're going to be interrogated on theater history, just like that.
No. Okay. ABC. No, mi interessa sapere se che tipo di eredità avete rispetto a Adam Leto e Donato Sartori, che sono comunque due maestri della maschera del Novecento, e la tradizione della commedia dell'arte che qui in Veneto è stata molto più presente, almeno fin quando Goldoni non fece con la sua rivoluzione, tolse le maschere agli attori. Quindi che tipo di eredità avete verso Sartori e tutta la tradizione della commedia dell'arte? I did the course at Sartori. 1 month of making the mask. In Ha Padova. fatto il corso a Padova con i In fratelli Sartori. Abano Terme? E a Abano Terme. Yeah. E a Abano Terme, quindi è preparato. Um, È assolutamente un fan della scuola veneta di fare maschera. Soprattutto la cosa che lo affascina è nella tradizione di Sartori il fatto che esista la maschera neutrale che poi arriva alla maschera del clown, dell'arlecchino, e questo dal punto di vista del racconto, della creazione della narrazione, punta l'attenzione tutta sulla maschera e quindi sul lavoro che devi fare gestualmente per dare vita a questo oggetto inanimato che da neutrale riesce a trasformarsi in qualcosa che abbia delle sembianze di un'emozione. Anche per me, noi continuiamo con questa tradizione, noi non potremmo essere qui senza tutto il lavoro che hanno fatto tanta gente della maschera, no? E la tecnica è un po' la stessa, senza maschera, con maschera o con maschera di commedia dell'arte, mi sembra, secondo me. No? Allora, se intanto il lavoro che hanno fatto tanta gente nel mondo, Lecoq, Hamlet Sartori, e Sartori, anche De Croo, tanta gente che ha lavorato diversamente, ma è la costruzione, no? Noi continuiamo con questo cammino che hanno fatto tanta gente di teatro. E invece attraverso le vostre tournée che sono in tutto il mondo, immagino che abbiate modo anche di conoscere nuove culture. La maschera è un oggetto che è presente in ciascuna cultura, insomma, nella storia umana. E cosa avete assorbito dalle vostre esperienze in giro per il mondo? Non riesce a essere davvero uno scambio, nel senso che loro hanno il loro linguaggio che non riesce a integrarsi con altri metodi di concepire l'uso della maschera. Siamo andati in Cina, per esempio, e non solo questo della maschera, ma tutto il bagaglio culturale che abbiamo, no? Scusa, in Corea noi recitiamo un altro spettacolo che è dietro la quinta del teatro e credo, mi sembra, che in Europa, anche in questa parte del mondo, la gente capisce un po' cosa è un teatro, cosa è una opera, cosa succede, ma questa cultura di opera non esiste in Corea. Allora il pubblico stava un po' perduto, non sapevano cosa è questa opera, no? Possiamo capire che aveva l'interazione, ma non sapevano esattamente dove comunque succede questo. Allora non è solamente la maschera, ma la cultura di sapere, no? Abbiamo delle differenze entre le culture. Sempre parlando di questa esperienza che hanno avuto in Corea, la prima replica è stata particolarmente difficile perché il pubblico coreano non riusciva proprio a riconoscere il luogo in cui si stava svolgendo l'azione. Lo spettacolo era ambientato nel backstage del teatro e quindi non avendo la reference di base, non riuscivano a capire quali erano le relazioni tra i personaggi e quindi hanno suggerito mettiamo una televisione che spieghi dove si sta svolgendo tutto quanto e riuscendo ad avere un'idea di dove si stava svolgendo tutto, a quel punto il pubblico è riuscito ad apprezzare. Quindi a volte basta semplicemente introdurre quel piccolo elemento in più per riuscire a
ad arrivare a essere sulla stessa lunghezza d'onda. Allora, come vi è venuta l'idea all'inizio di fare questa cosa e di farla solo in 3? E quanti personaggi al massimo avete interpretato, ognuno di voi? Perché so che in questa quanti sono, 15 o 20, non lo so. Ognuno di voi quanti personaggi ha interpretato? In this piece I have 5, and in another piece I have the most. I think now you have 8. You have 8. Maybe. Yeah, but I think that there are 23 in total. Non passano da uno spettacolo all'altro, quindi i 23 sono legati ciascuno a uno spettacolo, ma non ci sono, diciamo, dei personaggi ricorrenti, come potrebbe essere, non so, un arlecchino che torna. No, i personaggi di Teatro de Lucio sono di Teatro de Lucio, quello di Feste, Infinita sono diverse maschere. No. Beh, allora complimenti ancora di più. E come è iniziato tutto? Cioè come hanno iniziato? Perché loro 3, per questo tipo? Yeah, how we started this show is like the company. I think you know more. Sì. Allora, History. Michael Vogel, Hajo Schuler e 2 o 3 ragazzi tedeschi hanno studiato in una università di teatro in Germania, a Essen, e hanno fatto un corso di teatro fisico. E per finire il discorso dovevano fare una piccola lavoro di la tesi finale, e Hajo voleva lavorare con le maschere. Allora ha preso 2 camarade e Michael come regista. E hanno fatto una prima opera con le maschere, con queste maschere così grandi, che si chiamava Family Floss Arriva al giorno. Questa sarebbe un po' la traduzione. Era un lavoro, dunque sono lavoratori che lavorano sotto la terra, no? Le minieri, e arrivavano alla terra e facevano delle cose. Sono della gente che lavorava così. Per questa ragione si chiamava Family Flutz, vieni sul giorno, vieni da wow, I cannot explain. E questa è stata la prima opera della compagnia. Ha cominciato così, con un lavoro di ricerca che aveva già cominciato nella scuola, all'università, a Essen-Werden, e questa opera ha avuto un impatto grande, e allora loro continuavano a lavorare con le maschere. Questo è stato, sì, negli anni 90, penso. Così è cominciata la compagnia. Bene, grazie.